We can love and we can be together. We can love and we can love and Partenza da Sora in provincia di Frosinone ed arrivo ai 2100 metri di Campo Imperatore. Le immagini ci vi giungono quindi dal Lazio, partenza quindi da Sora, un Gran Premio della Montagna a Ovindoli e poi l'arrivo in quota, dove il Giro Bio non era mai stato, oltre i 2000 metri a Campo Imperatore. Una tappa attesa, temuta da tutti, una tappa che sicuramente vorrà vedere in faccia tutti i corridori che vogliono andare a cogliere il successo in questa edizione del Giro Bio. Una tappa che si concluderà in quota, dove, ve lo diciamo, è segnalato anche brutto tempo e una temperatura che non supera i 6 gradi centigradi. La splendida piazza di Sora accoglie i corridori, tanto pubblico anche in questa occasione. Emiliano Betti con l'insegna della Garda Vintage per quanto riguarda la maglia dei traguardi volanti, insegne Garda Vintage Leone. Gli atleti del team Cerone alla firma del foglio di partenza li vediamo inquadrati alla volta della Zalf Desiré Fior con Manuel Francesco Bongiorno e poi anche il patron Brocci, Adriano Amici e tutti coloro che sono attivi nell'organizzazione, che stanno ovviamente supervisionando questa che è una delle tappe più attese. Partenza venuta in questo momento, andatura subito elevatissima, inquadrata in queste immagini proprio gli atleti nei momenti successivi al via, e vediamo che subito qualcuno prova ad evadere, è Daniele Cavasin, vincitore della seconda tappa, che prova subito ad evadere appena pronti via. Quindi molti atleti sicuramente hanno un po' paura della salita finale, vogliono cercare di avvantaggiarci già dai primi chilometri. Poi vediamo Lupori, abbiamo visto anche adesso prova a partire Bani, inquadrato in questo momento, l'atleta della Generali Ballan, dorsale di gara numero 119 per Davide Gani. Alla sua rotta si porta Manuel Roberti della Mastro Marco Chianti Sensi, che allunga a sua volta, quindi davvero vedete come cosa succede. Spesso non seguiamo le fasi iniziali di corsa in una manifestazione così importante. Sono tanti gli atleti che provano ad evadere sin dai primi chilometri di gara, perché ovviamente poi quando dal centro storico dell'Aquila si inizierà a salire verso Campo Imperatore, lì sarà una questione per soli specialisti della salita, perché sono 25 km suddivisi in due parti. Primi 13 km con una pendenza media del 6%, poi una 6, 7, 8 km più agevoli con anche qualche tratto in discesa. Si arriva nello splendido altipiano di Campo Imperatore, posto ad un'altitudine media di 1800 metri, e poi gli ultimi 5 km alle quali si riferiscono le immagini, duri, veramente duri, con pendenze che vanno dal 7 al 10%. All'attacco troviamo con il numero 33 Diego Zanco della Zalf Desiré Fior. Spettacolare l'immagine sull'altopiano di Campo Imperatore, come vedete anche dall'abbigliamento delle persone al seguito, non certo da quello dei ciclisti che stanno salendo in maglietta e pantaloncini corti. Sicuramente una temperatura fredda, 5-6 gradi centigradi, non di più, che renderà ancora più dura la situazione per questi atleti. Immagini anche suggestive, queste immagini vi arrivano dall'arrivo, a testimonianza proprio del grande spettacolo che gli sportivi hanno potuto assistere per la tappa di Campo Imperatore. Zanco a fare l'andatura tutto solo al comando, l'atleta della Zalf Desiré Fior vuole provare l'allungo. Abbiamo visto però il gruppo che è lì vicino, con Stefano Locatelli, Mattia Cattaneo, Matteo Di Serafino nelle prime posizioni del gruppo. È Locatelli che sta facendo lavorare la squadra. Infatti abbiamo visto anche un altro atleta della Team Colpac a fare il ritmo. Questa è la situazione dall'alto, vedete circa 200-250 metri di vantaggio per Zanco nei confronti del gruppo maglia rossa, con Mattia Cattaneo e tutti i favoriti per la vittoria in questo Giro Bio edizione 2011. Ancora Diego Zanco al comando. Il gruppetto dei più immediati inseguitori, come vedete, sta però cercando di recuperare
Andiamo quindi a seguire l'epilogo, un grande epilogo spettacolare nella salita verso il rifugio Campo Imperatore. Diego Zanco viene superato dalla macchina di assistenza neutra del cambio ruote, questo a testimonianza che il vantaggio nei confronti del resto del gruppo è sceso a meno di 30 secondi. Il resto del gruppo che si è notevolmente selezionato, non più di 20 unità fanno parte del drappello al comando e sarà davvero un incedere importante per quanto riguarda Zanco, che dovrà cercare di limitare i danni, ma dietro lo vedete con il dorsale 94 Davide Villella, già una vittoria per lui quest'anno. E alla sua ruota abbiamo già visto uno dei corridori più attesi, intanto con il 92 anche Gianfranco Ziglioli, vi dicevo, eccolo là, uno dei corridori più attesi, Stefano Locatelli, con lui Mattia Cattaneo, Matteo Di Serafino, poi vediamo anche Viner Gomez Anacona, secondo nella tappa di ieri nelle primissime posizioni, continua a fare il ritmo Davide Villella del team Colpac. Un po' in difficoltà Diego Zanco, guardate lo spettacolo della salita verso Campo Imperatore, non riesce più ad alzarsi sui pedali in questo tratto che è davvero impegnativo. Adesso prova ad alzarsi l'atleta della Zalf Desiree Fior, superato in questo momento dalla moto Lavagna, continua a spingere nella propria azione, si è ridotto notevolmente però il vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori. Eccoli giù in fondo che stanno rinvenendo, vi dicevo, una ventina di unità a comporre il gruppo maglia rossa di leader con Mattia Cattaneo e tutti gli altri pretendenti al successo finale in questo giro bio. Zanco un po' in difficoltà in questo frangente, letteralmente piantato, adesso prova ad alzarsi ancora sui pedali l'atleta della Zalf Desiree Fior. Guardate lo spettacolo delle immagini che ci giungono in questo momento, la natura più schietta, la natura più selvaggia che vede gli atleti confrontarsi in questa quinta tappa del Giro Bio edizione 2011, un arrivo che gli organizzatori hanno voluto qui a Campo Imperatore. Davvero guardate lo spettacolo dalle telecamere fisse che ci giungono dall'arrivo, a testimonianza proprio della particolarità di questo posto, della particolarità di questi luoghi. Vediamo inquadrato, eccolo qua, Diego Zanco dalla nostra telecamera fissa, seguito dall'ammiraglia e inquadrato anche dalla nostra motoripresa dall'ammiraglia e poi da tutto il resto del gruppo che, eccolo qua, accusa un ritardo adesso di pochi decine di metri. Si ferma anche l'ammiraglia con Luciano Rui alla guida e a questo punto ormai vicino l'aggancio con Mattia Cattaneo che sta facendo l'andatura per andare a riprendere Diego Zanco della Zalf Desiree Fior. Si seleziona ancora il drappello con la maglia di leader della classifica generale, selezione importante. Intanto Zanco si volta, ormai ha capito che gli inseguitori sono vicini, eccoli qua, e prova lo scatto un atleta, ci sembra la maglia del team Palazzago ed è Fabio Aru, eccolo qua l'atleta sardo del team Palazzago che una volta ripreso Diego Zanco continua nella propria azione e tutto solo passa a condurre la tappa verso Campo Imperatore. Uno specialista della salita, uno specialista delle pendenze dure, Fabio Aru, che guadagna qualche metro a Mattia Cattaneo, si porta a guidare l'inseguimento. Alla sua ruota vediamo Locatelli, poi Anacona, poi Di Serafino. Queste erano le 4 posizioni in testa al gruppo nell'immagine che ci ha fornito la telecamera fissa all'arrivo e le ritroviamo in questo momento con Cattaneo, Locatelli, Di Serafino, Anacona, poi Moser e poi tutti gli altri che fanno parte del drappello al comando. E come vedete adesso ancora continua ad aumentare il vantaggio di Fabio Aru, sono una cinquantina di metri nei confronti dei più immediati inseguitori, con la maglia di leader Mattia Cattaneo che continua a fare l'andatura. Adesso guadagna davvero tanto Fabio Aru. Vediamo adesso lo scatto di Viner Anacona che parte dal gruppo maglia rossa e prova ad andare a riprendere Fabio Aru. Viner Gomez Anacona quindi
si alza sui pedali ed allunga nei confronti degli ex compagni di avventura, vuole andare a riprendere Fabio Aru. Vedremo se l'atleta colombiano riuscirà nell'impresa. Intanto a guidare gli inseguitori abbiamo visto Stefano Locatelli del team Colpa, questo Anacona che sta quindi cercando di agganciare Fabio Aru. Ancora pochi metri da recuperare per l'atleta colombiano della Caparini Le Village Vibert Italia. Li vediamo inquadrati in questo momento, circa 50 metri di ritardo per il dorsale di gara numero 97 Viner Gomez Anacona, che ha lì nel mirino Fabio Aru. Davvero un finale incandescente in salita verso Campo Imperatore, un finale davvero importante in questa quinta tappa del Giro Bio edizione 2011 dalle telecamere fisse, con Fabio Aru che sta per essere raggiunto da Viner Gomez Anacona. Ancora 20 metri di ritardo per l'atleta colombiano, mentre alle spalle vediamo anche il gruppo maglia rossa con Stefano Locatelli, Mattia Di Serafino nelle prime posizioni. Fabio Aru ancora inquadrato anche dalla telecamera in moto, un po' più pesante la sua pedalata in questo frangente. Viner Gomez Anacona si sta riportando su di lui, poi alle spalle Locatelli, Di Serafino, Cattaneo, Moser. Queste sono le prime 4 posizioni del gruppo maglia rossa, gruppo che si sta selezionando notevolmente. Vediamo nel gruppo con il leader anche la maglia del team Palazzago e quella di Sharei Novikau, team Palazzago che ha all'attacco in questo momento. Fabio Aru ancora qualche metro di vantaggio, non molla e non cede all'inseguimento di Viner Gomez Anacona. Ancora 30 metri di vantaggio per Fabio Aru, però Viner Gomez Anacona si sta impegnando a tutta per raggiungere il corridore sardo del team Palazzago, ancora una volta dalle telecamere fisse che sicuramente ci danno una visione più ampia di ciò che sta accadendo in corsa. Ancora Fabio Aru al comando, Viner Gomez Anacona procede seduto sul sellino e sembra ormai in grado di raggiungere l'atleta del team Palazzago. Tra non molto quindi potrebbe formarsi una coppia al comando quando siamo ormai nel finale, un gran finale verso Campo Imperatore, 2110 metri del rifugio Duca degli Abruzzi, con Viner Gomez Anacona impegnato nel tentare di raggiungere Fabio Aru. Ormai ultime pedalate prima di un probabile aggancio che avverrà probabilmente in questo tratto un po' più agevole della salita. Rilancia però sulla testa Fabio Aru, non vuole farsi raggiungere da Viner Gomez Anacona, anche se ormai sembra inesorabile l'incedere del corridore colombiano che a questo momento, in questo istante, sta per raggiungere Fabio Aru. Tra non molto quindi si formerà una coppia, poi andremo a vedere anche cosa succede alle spalle di questi due atleti. Intanto 2 chilometri alla conclusione, con Viner Anacona che incita Fabio Aru a proseguire nella loro azione. 2 km, 2000 metri dritti verso i 2100 metri di altitudine del rifugio Duca degli Abruzzi di Campo Imperatore. Stefano Locatelli, Mattia Di Serafino sulla testa del gruppo, poi con il numero 142 Matteo Ciavatta arrivano ai 2 km dalla conclusione. Matteo Ciavatta, poi abbiamo visto Locatelli, Di Serafino, anche Cattaneo nelle prime posizioni del gruppo. Intanto proseguono i due uomini al comando e sono le immagini ancora dalla telecamera fissa con Viner Gomez Anacona e Fabio Aru che stanno proseguendo nella loro azione in salita verso il traguardo di Campo Imperatore. Si gioca quest'oggi non solo per il successo della tappa, ma ci si gioca una parte importante del Giro Bio, della classifica generale di questa corsa a tappe giunta alla terza edizione. Intanto anche un problema meccanico per un altro atleta della Caparini Le Village Vibert Italia. Non è ovviamente Anacona, che è bello allegro e bello pimpante sulla testa della corsa come lui. Fabio Aru sono due degli specialisti delle montagne più rinomati nel gruppo degli atleti al via. Fabio Aru in questo momento sui pedali sembra addirittura mettere in difficoltà Viner Gomez Anacona. Le maglie sono quella per Fabio Aru del team Palazzago, per Viner Gomez Anacona della Caparini Le Village Vibert Italia. Sul gruppo con Matteo Ciavatta, Stefano Locatelli, Mattia Di Serafino, Matteo Cattaneo del Pidio. Poi vediamo tutti gli altri ed eccoci però ancora sulla testa della corsa con
Winer Gomez, Anacona e Fabio Aru sono seguite in questo momento anche dalla macchina neutra del cambio ruote Shimano, a testimonianza di un vantaggio che va salendo lungo i tornanti sulla salita verso Campo Imperatore, i suoi 2110 metri di altitudine. Le immagini ci mostrano ancora la coppia al comando, davvero due specialisti della salita, Winer Gomez, Anacona. Lo scorso anno, prima dell'ultima tappa al Giro Bio, dove fu fermato da un problema meccanico, era terzo in classifica generale dietro ai suoi due compagni di squadra della nazionale colombiana, vale a dire Carlos Betancourt, che vinse il Giro Bio lo scorso anno, ed Edward Beltran, che si classificò al secondo posto, mentre Fabio Aru, tutti voi ve lo ricorderete, alla prova di Coppa delle Nazioni Toscana Terra di Ciclismo, sfortunatissimo in quell'occasione, una caduta agli ultimi 400 metri lo mise fuori gioco quando era in testa alla classifica generale, una caduta negli ultimi 400 metri di corsa dell'ultima tappa, giro che poi fu vinto, Toscana Terra di Ciclismo, che poi fu vinto dall'austriaco Georg Predler. Ultimo chilometro, ultimi 1000 metri di salita sono ancora molto impegnativi, una salita che sicuramente negli ultimi 4-5 chilometri regala pendenze davvero importanti. Intanto Mattia Di Serafino conduce l'inseguimento ai due uomini al comando, che li vediamo giù in fondo, arrivano adesso al rilevamento posto all'ultimo chilometro con 20 secondi di ritardo. Mattia Di Serafino, vedremo come si evolverà la situazione, vedremo se Mattia Cattaneo riuscirà a tenere la maglia. È notevole il vantaggio nei confronti di Winer Gomez, Anacona e di Fabio Aru in classifica generale per Mattia Cattaneo, però questa bella azione sta senza dubbio animando il finale verso Campo Imperatore, con Winer Gomez, Anacona ancora a fare l'andatura instancabile. L'atleta della Caparini Le Village Vibert Italia come instancabile, prova ad allungare adesso Fabio Aru del team Palazzago. Intanto sta calando una fitta nebbia, come davvero nelle migliori salite di montagna, nelle migliori arrivi in quota, sta calando una fitta nebbia sul traguardo che non agevolerà sicuramente i corridori giunti stremati in questa tappa dalle salite, dal freddo, dalla pioggia. Vi ricordo che sul traguardo sono segnalati 5 gradi centigradi e questi ragazzi stanno salendo in pantaloni e maglietta a maniche corte, proprio a testimonianza di quanto sia particolare lo sport del ciclismo, di quanto sia speciale questo sport. In salita intanto anche i tifosi di Salvatore Puccio hanno voluto incidere il nome sulla neve di Campo Imperatore del loro beniamino. È presente qui a Campo Imperatore tutto il fan club di Petrignano di Assisi, del corridore siciliano di adozione Umbra Salvatore Puccio, del team Opla, che non appare particolarmente brillante in questo inizio di Giro Bio. Oltre al terzo posto ottenuto a Benevento, non è stato sicuramente all'altezza delle aspettative, e Fabio Aru e Winer Anacona intanto si stanno presentando negli ultimi metri. Winer Anacona abbiamo visto inserire la moltiplica grande, davvero vuole lanciare un bello sprint. Winer Anacona, ormai 250 metri per la coppia al comando, Fabio Aru in testa a fare il ritmo, 200 metri in questo momento e parte Winer Gomez. Anacona allunga proprio sulla curva, sull'ultima curva di questa salita verso Campo Imperatore, guadagna qualche metro nei confronti di Fabio Aru, ancora sui pedali, lungo rapporto per Winer Gomez Anacona, che a questo punto dovrebbe andare a vincere la quinta tappa del Giro Bio 2011. Ancora qualche metro di fatica per il corridore colombiano, che si presenta sul rettilineo finale, alza le braccia al cielo e vince la quinta tappa del Giro Bio edizione 2011 in seconda posizione. Eccolo qua Fabio Aru a 7 secondi di ritardo. Vediamo cosa succederà alle spalle di questi due atleti. Eccole qua il gruppo, eccola qua anche la maglia rossa un po' in difficoltà di Mattia Cattaneo. Poi in testa al gruppetto adesso c'è Di Serafino, ma è netta la rimonta di Stefano Agostini, che va quindi in terza posizione, poi Di Serafino, poi vediamo Locatelli, e poi è la volta di Battaglin, poi Moser e tutti gli altri a seguire in questa quinta tappa del Giro Bio. La maglia
quella di leader della classifica generale, riesce a contenere il distacco. Mattia Cattaneo quindi conserva la maglia rossa Regione Toscana di leader della classifica generale davanti a Sciareno Vicau, che però adesso ha soli 8 secondi. Terzo si porta il vincitore della tappa di oggi, Viner Gomez Anacona, a 51 secondi. Stefano Agostini è a 1 minuto e 20 in classifica generale, Fabio Aru ad 1:21. Seguono Moreno Moser ad 1:26, Matteo Busato ad 1:27, Matteo Di Serafino ad 1:37, Enrico Battaglina ad 1:40 e Stefano Locatelli ad 1:47. La classifica generale ridisegnata nella forma ma non nella sostanza, con un Mattia Cattaneo che continua quindi a guidarla nonostante le fatiche della tappa che ha portato gli atleti da Sora in provincia di Frosinone fin qui sul traguardo di Campo Imperatore. Sventola una bandiera italiana proprio a testimonianza anche che ci troviamo nel 150° anno dell'Unità d'Italia, una ricorrenza particolarmente cara agli organizzatori che nei prossimi giorni affideranno anche un numero speciale all'atleta in casacca con il dorsale 150, Isaia Modena, che quindi nei prossimi giorni correrà con un numero del tutto particolare con il tricolore proprio sul dorsale di gara. E dalle montagne del Gran Sasso alle piste ciclabili di Alba Adriatica il passo è breve verso la cronometro del giorno successivo.